Filippo, di dove sei? Buonasera a tutti, sono Filippo, vengo da Calatabiano, provincia di Catania. Qua dietro l'angolo. Qua. Insomma. Sei siciliano doc? Sì, benissimo. Questo sì, sicuro. Ottimo. Anche tu gareggi in casa come Giuseppe? Emozioni direi che non ce ne deve essere. Un po' è la mia... È la tua prima gara? È la mia prima gara. Ah, ok, vabbè, allora un pochino te la concedo, ma appena appena. Sì, grazie. E niente, ringrazio tutti. Sei pronto? Sì, sono pronto. Sei rilassato? Hai tutto... Perfetto, allora io non ti faccio altre domande adesso. Ti lascio alla tua postazione. Un applauso, Filippo. Filippo Pagano da Calatabiano. Fa anche rima. Questi sono i disegni che lui farà. Un tulip a 3-5 elementi e un tulip reverse 3 elementi, 2 cuori incrociati, 2 inserti. Non sentivo questa canzone dalla terza media. Che bella. Fa molto in spiaggia. Filippo sta pulendo il suo portafiltro. Ha dato dimostrazione anche al giudice che è pulito. Importantissimo pulire l'interno del portafiltro, importantissimo, altrimenti ci limitiamo ad estrarre nuovamente caffè già estratto. Filippo sta usando dei macinadosatori on demand, istantanei, senza la classica levetta, per avere la macinatura fresca all'istante. Ho detto stamattina, un esempio, come tagliare una fetta di prosciutto, metterla nel panino e mangiarla, senza appoggiarla lì un quarto d'ora. Penso che renda l'idea della freschezza del prodotto. E in solo 2 secondi abbiamo la macinatura fatta. Appena Filippo Pagano avrà terminato la sua competizione, avremo qua sul palco con noi il signor Sergio Lipari, che risponderà a qualche domanda circa e poi ve lo dico a che domande risponderà, non ve lo dico adesso. Che accompagnerà il Sergio Lipari ci sarà il signor Francesco Lipari, responsabile della Isto Caffè. Il caffè che stiamo usando oggi è Isto Caffè. Avete visto come tutti i cappuccini, quelli che abbiamo visto finora, anche il nostro ultimo concorrente, ci sia stata una tessitura della crema dell'espresso importante, molto elastica, altrimenti tutti quegli elementi non li si possono buttare in tazza così. Quindi c'è bisogno di ricevere anche dall'espresso sollecitazioni molto elastiche. Questo è grazie a un grande caffè. Sono passati in questo momento 2 minuti e 40. Ha fatto la finta, avete visto? È arrivato al quinto elemento, ha atteso, si è guardato intorno e poi ha tagliato. Incredibile. Questa non l'ho mai fatta neanch'io. Bene, bravo Filippo.
4 minuti in questo momento, avanzano 2 minuti di tempo disponibile. Dopodiché, overtime e finale. Si assomigliano? Sono uguali. C'è anche chi dice di no, però. Forse la signora è parente con qualche altro concorrente. Mi sa di sì, anche senza chiederglielo. Di tempo trascorso in questo momento. Prego. E c'è più gusto assaggiare il cappuccino di un concorrente. Bello o no? Bello. Questo è il secondo. Bello. È una bella presentazione, insomma. Cinque minuti 50, 10 secondi. 5. 6 minuti in questo momento overtime, ogni 5 secondi un punto di penalità, ma ancora 2 minuti per completare la sua gara, al termine dei quali il concorrente potenzialmente verrà squalificato. Domenico. 6 minuti e 40. Sette minuti e 15. Sette minuti e 30 secondi. Stop! Wow! Bravo Filippo! Vieni Filippo, accomodati qua con me un attimo. Via un minuto solo. Mentre l'altro concorrente si sta preparando. Filippo, ciao, com'è andata? È andata. Per la prima volta, ok, ci siamo. Non ho chiuso magari le figure come volevo, ma va bene così. Lei Per fate come volta... ti eri prefisso, ti eri promesso di farle? No, vabbè, ma è bello perché è bello stare qua, è bello conoscere della gente del settore, confrontarsi, apprendere. Beh, devo dire che è positivo. Io non la chiuderei come un'esperienza negativa. No, un punto di partenza. Hai fatto tutto bene? Quasi tutto bene. Quasi tutto, dai. Ci stava il quasi. Quasi, sì. Grazie Filippo, sei stato con noi. Vuoi dire qualcosa? Dimmi. Ringrazio tutti. La mia boss dove lavoro che mi ha dato la possibilità di allenarmi. Infatti ho chiesto prima a una ragazza, Elisa Urdic, se fosse e come aveva recepito il proprietario o la proprietaria del locale in cui lavorasse Elisa,
questa notizia, vorrei partecipare a una gara. Quindi non ti hanno fatto No, anzi è stata storie, freni no, o... è stata molto Quindi allora gentilissima. diciamo dove lavori, dai. Lavoro a Taormina presso il bar Bill e Billy di Giusy Sterantino. Beh, penso che possa essere solo contenta. Bravissima. Poi Taormina è bellissima, quindi. Ti aspetto allora. Grazie Filippo, di Grazie nuovo. a tutti.